Per poco. Allora, intanto benvenuti a tutti, sono Francesco Redi e vi seguirò in questo percorso del patentino dell'ospitalità nelle terre di Asolo e Montegrappa, ma anche per quanto riguarda la parte dell'accreditamento degli infopoint. Come sapete, c'è per chi ha la volontà, appunto, lo avete dichiarato, per chi ha la volontà di impegnarsi ancora di più, di seguire questo colleghe di Thyssen che avete già avuto modo di conoscere, ma anche e soprattutto a Commercio Treviso, con il quale avete dialogato anche e soprattutto per le iscrizioni. È un ciclo di 4 incontri che, come vi dicevo, permette anche per chi si impegna di più di ottenere l'accreditamento degli infopoint. Chi, diventa in qualche modo infopoint, e poi parleremo di tutte queste dinamiche più nello specifico, dovrà seguire tutti e quattro gli incontri di persona. A parte che vi vedo, siete tantissimi e questa è una cosa che penso faccia molto piacere a me, a tutti gli organizzatori e soprattutto ai relatori. E mi sembra di capire da quelli che sono stati gli scambi di comunicazione prima di questo incontro che ci sono anche delle belle motivazioni e quindi vedremo di lavorare insieme. Allora, che cosa, prima di passare ai saluti, sono convinto che ognuno di voi abbia delle aspettative, no? D'altronde state investendo il vostro tempo qui per cercare di, probabilmente chi per migliorare, chi per altri motivi. Devo dire la verità che sono anch'io che ho delle aspettative nei vostri confronti. Quindi, e le aspettative le dichiaro subito. Allora, la prima aspettativa è che ovviamente riusciate a seguire tutti gli incontri in maniera estremamente accessibile. La seconda è che abbiamo modo di parlare soprattutto quando non siamo d'accordo, e questa è la cosa che probabilmente potrebbe interessarmi di più in termini di aspettative. La terza aspettativa che ho nei vostri confronti, che è quella più importante secondo me, è che vi conosciate, perché probabilmente all'interno di questo gruppo non vi conoscete abbastanza, e siccome il turismo è un fenomeno che implica la creazione di reti, o voi in qualche modo vi conoscete meglio, vi cercate di comprendere come interfacciarsi l'uno con l'altro, oppure diciamo che io non sono contento, è questo qui, visto che stiamo parlando delle aspettative. Poi avremo modo di conoscerci durante il corso del tempo. Allora, siamo in una splendida e rinnovata sede comunale. Passerei la parola al proprietario della sedia, perché assolutamente il sindaco Fabio Marin. Non so se vediamo questo. Intanto È grazie. comoda o... Allora, guarda, diciamo, non ci voglio pensare perché secondo me questo ce lo dovreste dire voi. Intanto grazie dell'ospitalità. E passo ai semplici saluti. Grazie. Grazie a voi di essere qui. Sono felice che si parta anche proprio da San Zenone. Abbiamo messo a disposizione la sala consigliare. Come vedete, questo sarebbe anche l'ufficio del sindaco perché i muri si chiudono, per cui oggi farò attività da sindaco da qualche altra parte. Ma comunque appunto vi ringrazio per essere qui. Ringrazio soprattutto Ascom e anche il mio vicepresidente dell'IPA Asolo Terre di Asolo e Monte Grappa, Simone Rec, per aver creduto in questo progetto e spronato la presidenza e il consiglio per portarlo avanti. Mi perdonerete se vi porto solamente i saluti come amministrazione comunale, come sindaco e come presidente dell'IPA, ma non aggiungo altro. Siamo in periodo elettorale, per cui tutto quello che c'è da dire dopo lo lascio dire tranquillamente al mio vicepresidente Rec. Vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro. Grazie Fabio, molte grazie, ancora grazie dell'ospitalità. E l'abbiamo insomma preannunciato, Simone Rec, vicepresidente dell'IPA
Terre d'Asolo e Montegrappa e soprattutto presidente della Strada del Vino Asolo Montello. Grazie, grazie Francesco. Intanto saluto tutte le persone che hanno deciso di iscriversi a questo corso. Siamo alla terza edizione nelle terre di Asolo e Montegrappa e vedo che ogni anno siete sempre più numerosi. Approfitto di fare un saluto perché so che sono videocollegati anche il dottor Marchioro della Direzione Turismo della Regione Veneto e Giulia Casagrande, la presidente della Fondazione Marca Treviso. Terre di Asolo e Montegrappa è il nostro marchio d'area dei 15 comuni che vanno da San Zenone, che vanno da Romano de Zelino fino a Cornuda e arriviamo fino alla cima dei Grappa. Intesa programmatica d'area che è anche l'ente coordinatore del riconoscimento UNESCO MAB come riserva della biosfera sempre per il Monte Grappa. Se parliamo e parleremo poi di turismo in questi 4 incontri, siamo un territorio dove nel 2024 abbiamo sfiorato le 200.000 presenze turistiche, però se ragioniamo come su tutto il Monte Grappa, quindi le 3 province e i 24 comuni di Monte Grappa, parliamo di quasi 500.000 di presenze turistiche, quindi sono flussi turistici importanti. Sempre in crescita, il trend è positivo anche quest'anno, dovrebbe chiudersi positivamente. I motivi, ma poi questi ce li racconteranno Francesco, i relatori, per cui una persona arriva sul nostro territorio sono principalmente tre. Il turismo outdoor legato soprattutto al mondo dello sport all'aria aperta, pensiamo al volo libero, ma non solo, tutto il mondo della bici. C'è il turismo enogastronomico, il vino, l'olio, i formaggi del Grappa, il turismo culturale, Palladio, Canova, il Sacrario Militare di Cimagrappa. Questi tre attrattori sono gli attrattori principali per il nostro territorio. Sono felice che per il secondo anno ci siano anche degli iscritti per gli infopoint turistici. Noi credo che i primi di dicembre inaugureremo quelli che hanno fatto il corso l'anno scorso, dove la procedura è stata un po' più lunga. Quest'anno invece la procedura di convenzione è semplificata e Francesco, correggimi se sbaglio, chi frequenterà il corso di InfoPoint credo che a gennaio potremo dire che saranno operativi. Sì, O poi, sicuramente. diciamo che chi quest'anno farà anche il percorso per diventare InfoPoint lo diventerà a breve e gli InfoPoint turistici sono dei presidi per il turismo, per le informazioni turistiche importanti sul nostro territorio, perché poi sono collegati all'ufficio turistico, quindi allo IAT di territorio che è ad Asolo, ma soprattutto a tutta la rete degli infopoint regionali. Ringrazio Ascom Commercio per aver organizzato assieme a noi per il terzo anno di fila questo corso tutta la struttura di Thyssen, Francesco e le sue collaboratrici che proseguono in questa collaborazione e vi auguro un buon corso. Grazie. Grazie, grazie Simone, grazie per aver ricordato anche questo passaggio. Vedo in sala Cristian Brugnaro, responsabile Confcommercio della delegazione di Asolo e Montebelluna, con il quale abbiamo iniziato questo percorso 7 anni fa. Ecco, poi l'abbiamo quasi come un virus positivo portato in giro per quasi per tutta la provincia. Insomma, oserei dire, dopo magari vediamo se avrai voglia che chiudiamo. Mentre passerei la parola al presidente della delegazione di Asolo della Confcommercio di Treviso, Daniele Menegazzo. Buongiorno a tutti, niente, mi aggiungo anch'io ai saluti e a ringraziarvi per la vostra numerosa partecipazione. Niente, Ascom crede in questo progetto, lo sta praticamente sostenendo in tutta la provincia che noi rappresentiamo, che è quasi la totalità della provincia. E niente, pertanto buon lavoro e ricordatevi appunto che alla fine di questo percorso, se avete qualsiasi tipo di necessità, l'associazione è disponibile per risolvere tutti o quasi tutti i vostri problemi. Vi ringrazio e buon lavoro. Bene, molte grazie. Allora io passerei velocemente diciamo, al primo relatore e vi ricordo che alla fine diciamo, della parte dei relatori faremo una parte di networking, no? Come vi ho detto, l'aspettativa di conoscersi meglio è abbastanza viva. Quindi io passerei subito, che mi dicono essere collegato e che vedo Stefan Marchioro della direzione turismo della Regione Veneto, al quale rinnovo i ringraziamenti da parte di tutti. Come puoi ben vedere,
l'interesse è molto vivo anche dal numero e dalla tipologia delle persone in sala e benvenuto anche nelle terre di Asolo e Montegrappa. Sì, buon pomeriggio, grazie per averci coinvolto anche in questa occasione. Ringrazio sia, diciamo, i promotori dell'iniziativa, ringrazio anche Thyssen e anche un po' tutto il territorio di Asolo del Grappa. Ricordo che forse è il primo marchio d'area della OGD DMO del Trevigiano. Guardo Giulia Casagrande, insomma, abbiamo condiviso queste riflessioni più volte ed è quello che io ho visto nascere, insomma, da quando c'era l'idea, insomma, del marchio come segno grafico e poi si è compreso strada facendo invece che il marchio d'area o ambito territoriale, che dir si voglia, è soprattutto uno strumento di governance turistica, insomma, ecco. E in questo percorso, come dire, diciamo, si inserisce anche gli incontri che sono stati promossi oggi sia per il tema del patentino dell'ospitalità, inteso come cultura dell'accoglienza da affermare, riaffermare e in qualche modo, diciamo, ulteriormente far crescere negli operatori del territorio, sia il tema degli infopoint, che come è stato opportunamente ricordato, diciamo, insieme agli IAT invece sono soggetti che hanno rilevanza esterna perché portano la I di informazioni e con anche il logo Veneto the Land of Venice e quindi assumono una responsabilità in senso positivo, costruttivo insieme agli IAT nei confronti dell'ospite turista. Io approfitterei oggi, insomma, per fare una breve carrellata di quello che è lo stato dell'arte della programmazione strategica in ambito turistico nel Veneto e vedere anche, diciamo, come stiamo lavorando insieme alle destinazioni e qual è la suddivisione dei compiti che ci siamo assunti tra DMO, regione e appunto i marchi d'area o ambiti territoriali, che dir si voglia. Ecco, confermatemi che si vede la presentazione, adesso la metto appunto in stato di presentazione, ecco. Vede tutto, si vede. Perfetto, perfetto. Allora, dicevo, un bilancio di questi 15-10 anni, insomma, di lavoro. Io non amo, chi mi conosce lo sa, molto i dati solo su arrivi e presenze. Li ritengo utili, ma non più sufficienti a comprendere la complessità del fenomeno turistico. Diventano interessanti quindi non quando commentiamo lo 0,5 in più, in meno di arrivi e presenze della passata stagione, e questo appassiona spesso i giornali, i media, i social, ma quando invece andiamo a osservare le serie storiche, cioè quando guardiamo i numeri di lungo periodo. Allora in questo caso possiamo osservare che dal 2010 sostanzialmente a oggi siamo passati da 14 a oltre 21, quasi 22 milioni di arrivi in Veneto e da 60 a oltre 73 milioni di pernottamenti, con la parentesi molto impattante per tutte imprese e destinazioni del Covid, ma con una capacità di resilienza molto importante, anche se va detto che dovremmo osservare anche cosa c'è dietro questi numeri, perché sicuramente, ad esempio, il settore alberghiero non ha più recuperato i numeri pre-Covid e questa qualche riflessione ce la deve far fare perché il settore alberghiero è quello che invece dal punto di vista della redditività impatta in termini occupazionali, impatta in termini di ricadute su tutta la filiera turistica. In Veneto, diciamo, siamo la regione a più alto tasso di internazionalizzazione perché oltre il 70% dei pernottamenti turistici, diciamo, in Veneto è di matrice straniera e un ruolo importante continuano a giocarlo i cosiddetti mercati DACH, Germania, Austria, Svizzera, Liechtenstein, cioè i mercati di lingua tedesca, anche se si affacciano altre realtà, anche nel vostro territorio li toccate con mano, anche l'Olanda, la Francia, i paesi dell'est per quel che è possibile, e il ritorno importante, interessante degli Stati Uniti, mentre chiaramente diciamo sono ancora
di là da venire un rientro, un ritorno, come dire, dal Far East, insomma, dall'Oriente estremo, insomma, ecco. Però, insomma, le nazionalità principali sono quelle che in qualche modo vi ho citato, anche la Gran Bretagna gioca un ruolo sicuramente importante. Quello che però appunto a me piace sottolineare è che sempre più i dati che abbiamo a disposizione, poi ci tornerò parlando dell'osservatorio, sono anche altri. Ad esempio, quelli che ci restituiscono cosa pensano di noi eh, i visitatori, quindi i turisti, escursionisti, cosa pensano delle nostre imprese, delle strutture ricettive, si trovano bene, non si trovano bene, cosa funziona, cosa non funziona, c'è il collegamento web, il bagno, il personale. Il personale, ad esempio, è una risorsa sempre molto valutata positivamente, cosa pensano dei nostri attrattori e poi cosa pensano complessivamente delle nostre destinazioni. Questo riuscite a farlo, a andarlo a vedere anche appunto sull'Osservatorio del Turismo Veneto e riuscite a farlo anche per alcuni marchi d'area, tra cui anche questo, perché il dato aggregato regionale magari è meno significativo, comincia a essere significativo il dato a livello di DMO, di destinazione. Come facciamo a rilevare questo? In collaborazione con Data Appeal, vedete questi sono i 70.000 punti di interesse che diciamo quotidianamente vengono rilevati, ognuno di noi lascia tracce digitali quando è stato in albergo, quando è stato in ristorante, quando ha visitato un attrattore, lo commenta e questo ci restituisce appunto la nostra reputazione online. Quello che mi preme però sottolineare è questo: siamo nel bel mezzo, come dire, di un mutamento di scenario molto rilevante, non al di là da venire, ma ci siamo proprio dentro, tanto il cambiamento sociodemografico, che però diciamo, è contraddittorio. A livello mondiale abbiamo superato gli 8 miliardi della popolazione globale e però invece l'Italia e anche l'Europa, ma soprattutto l'Italia, fa segnare diciamo, un tasso di natalità sotto il zero, sotto lo zero, e questo comporta nel nostro paese una popolazione sempre più anziana. E quindi una piramide rovesciata dove quelli della mia generazione, come dire, sono molti di più e quindi spesso guidano ancora i processi decisionali e questa volta ci fa ritardare in termini di capacità di innovazione. Ed è un tema su cui dobbiamo interrogarci, anche perché l'altro grande, come dire, elemento di cambiamento che stiamo vivendo è la rivoluzione forse più rilevante degli ultimi decenni, che è quella di una presenza ormai costante da molto, ma oggi in modo prepotente dell'intelligenza artificiale, che quindi diciamo si aggiunge alle rivoluzioni precedenti, quella dell'abbattimento delle barriere geopolitiche, quella della riduzione dei costi di trasporto, quella dell'avvento del web, quella della sharing economy, che ormai di sharing non ha più nulla perché Booking e Airbnb di sharing economy, cioè di economia collaborativa, non hanno più nulla, sono i grandi giganti del web, e sta entrando prepotentemente l'intelligenza artificiale, di cui oggi noi apprezziamo tutte le potenzialità quando interroghiamo i nostri assistenti virtuali su cosa vogliamo fare, su cosa possiamo vedere o semplicemente per conoscere qualcosa di più. Ma c'è un tema rilevante che non sappiamo ancora quale sarà il modello di business che si costruirà attorno, come dire, a AI, soprattutto per quanto riguarda il turismo, perché il turismo è la realtà che viene approcciata per prima da queste dinamiche e quindi capire come, diciamo, saranno indirizzati i flussi, la gestione delle informazioni attraverso AI sarà molto importante. Per fare questo c'è bisogno di destinazioni organizzate, ne tornerò a parlare poi e credo ne parlerà anche la Presidente Giulia Casagrande. E c'è il tema della sostenibilità che ci interroga tutti ogni giorno e che non è più procrastinabile nell'affrontarlo. Certo, non possiamo farci carico di tutti gli elementi delle responsabilità del tema del turismo sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico, ma possiamo, questo sì, incidere ad esempio sull'adattamento e l'adeguamento ai cambiamenti climatici, rivedere i nostri prodotti, rivedere il nostro paradigma di offerta tenendo conto di questi mutamenti. E anche per questo, come dire, da qualche anno ormai
siamo giunti alla terza stagione, il Veneto affronta, come dire, queste sfide attraverso una programmazione strategica. L'ultimo piano è quello che vedete, diciamo, delineato in sintesi in questa slide. Veneto, protagonisti del cambiamento, diciamo, frutto di un ampio processo partecipativo. Qui abbiamo Giulia Casagrande, che è proprio una dei nostri chairperson del tavolo della governance, quella dell'organizzazione turistica della nostra regione. Quello che ne è emerso sono 4 linee strategiche per, diciamo, diverse linee di azione e diverse azioni. Veneto aperto significa un sistema sempre più attento all'accoglienza, ecco, e oggi voi siete pienamente protagonisti di questo asset, perché oggi parliamo proprio della cultura dell'accoglienza e di accoglienza diffusa e di informazione diffusa. Un Veneto attento, cioè non sedersi sugli allori, questo è il rischio che abbiamo. Troppo spesso, come dire, le rendite di posizione, il Veneto è, diciamo, fortunato anche da un punto di vista naturalistico, abbiamo tutto, mare, terme, lago, montagne, città d'arte, parchi naturali, e però questo a volte ci fa perdere di vista la capacità di innovazione di processo, cioè la capacità di sapersi organizzare, e innovazione di prodotto, cioè creare nuovi prodotti. E invece non dobbiamo dimenticarcene mai e dobbiamo continuare a perseguire nuove iniziative. E quindi essere un Veneto attivo. In questo senso la regione, il sistema camerale ha cercato in questi anni, e lo dirò poi, di essere a fianco del sistema delle imprese e del sistema delle destinazioni. Un Veneto attuale proprio perché i cambiamenti sono veloci. Noi abbiamo cercato anche di mettere a disposizione un marchio ombrello Veneto Verland of Venice, non tanto per accendere i riflettori ancora una volta su Venezia, ma anzi per proiettare la notorietà di Venezia, diciamo, sul resto del territorio, sulle altre destinazioni, insomma, ecco. E quindi a dar vita anche a un sistema di marchi, marchio ombrello Veneto Verland of Venice, recentemente anche l'avvio di un processo per un marchio derivato della filiera agroalimentare, e diciamo, in dialogo, in pieno dialogo con l'azione di branding che stanno intraprendendo le destinazioni, anche la vostra, anche quella del Trevigiano. Non mi soffermo molto sulle attività svolte in conseguenza di questo progetto strategico, perché alcune le intercetteremo strada facendo. Sicuramente sottolineo l'attenzione ai nuovi prodotti, al cicloturismo, ai prodotti slow and green in generale, che nel vostro territorio sono particolarmente significativi, e quindi anche il tema del cammini, del fluviale, i temi del turismo della memoria, quello dei parchi letterari, quello del turismo musicale, la necessità di ripensare dopo il Covid, anche se fortunatamente le cose si sono un po' raddrizzate, tutto il tema della meeting industry, cioè tutto il tema della congressualità, degli eventi, degli incentive, l'attenzione al turismo accessibile. Siamo alla vigilia dei Giochi Olimpici, ma anche Paralimpici di Milano Cortina 2026. Domani abbiamo con le destinazioni una riunione di coordinamento, perché è un evento che non tocca solo evidentemente diciamo, le sedi di venue, le sedi di gara come diciamo il Bellunese, e in parte per le cerimonie anche Verona, ma diciamo la vostra provincia sarà sicuramente influenzata fortemente da questo evento. Il tema della carta d'accoglienza, qualcuno di voi l'ha già sentito, perché la DMO ha organizzato insieme ai nostri uffici una serie di presentazioni sul territorio. Ecco, lo dico a Francesco Redi, lo dico a Brugnaro e diciamo a tutti quelli che sono impegnati nell'organizzazione di questi incontri sulla, diciamo, patentino dell'accoglienza e dell'ospitalità. Noi vorremmo proprio che i valori della carta d'accoglienza fossero declinati in queste occasioni diciamo, di questi percorsi. L'informazione e accoglienza è centrale nell'incontro di oggi. Abbiamo 81 uffici turistici in Veneto, anche il vostro territorio ne ha numerosi. Quello di Asolo mi è particolarmente caro perché, diciamo, è da sempre molto impegnato nell'utilizzo positivo degli strumenti che mettiamo a disposizione, e oggi andate, è stato sottolineato, a rafforzare e costruire la rete di InfoPoint, cioè queste attività commerciali che opportunamente formati, come dire, poi formati dalla DMO, formati insieme dalla rete IAT e dalla regione,
possono aggiungersi un po' come la corolla a fianco al gineceo che è costituito dall'ufficio IAT. Alcuni di questi uffici IAT sono stati, per la precisione, 21 su 81, hanno, diciamo, avuto una rivisitazione nell'allestimento proprio grazie anche alla collaborazione con Thyssen e il format delle porte dell'accoglienza, soprattutto negli hub aeroportuali ferroviari, nei capoluoghi e nei siti UNESCO. Un tema molto rilevante è proprio quello del digitale. Diciamo un mese fa circa abbiamo avuto a Padova la nona edizione di Digital Tours, questa rassegna, come dire, che ogni anno, diciamo, discute delle innovazioni non solo digitale a favore delle imprese e delle destinazioni. E poi c'è uno strumento importante che il vostro territorio, sottolineo ancora una volta, tra i primi ha saputo apprezzare e utilizzare al meglio, perché in quel marchio d'area, diciamo, usate bene il DMS, che è questo scatolone digitale, diciamo, non solo per l'informazione, l'accoglienza, i punti di interesse e quant'altro, ma anche proprio, ad esempio, col consorzio del volo libero e il Borso alle Grappa, anche per le attività di promo commercializzazione che saranno poi valorizzate, oltre che dal sito del consorzio, soprattutto dal sito della DMO. E quindi continuate così che va bene. Per quanto riguarda l'osservatorio, lo dicevo prima, andate a consultarlo, non dico ogni giorno, ogni mattina, ma insomma usatelo spesso, www.osservatorioturismoveneto.it, a cui si aggiunge anche l'analoga dashboard della DMO grazie al bando Smart Tourist Destination, ma perché a fianco ai dati tradizionali di arrivi e presenze o quelle della reputazione online, troviamo anche i dati sulla spesa turistica, grazie alla collaborazione con Mastercard, e trovate anche i dati legati a, soprattutto per quanto riguarda il ricettivo tradizionale, ai tassi di occupazione, al RevPAR, al prezzo medio per camera, al prezzo medio per camera disponibile, al ricavo medio per camera disponibile, ma soprattutto ai canali di vendita. Stiamo vendendo online, offline, stiamo vendendo sul sito, come dire, delle OTA, di Booking o Airbnb, o preferibilmente sul sito della destinazione, o meglio ancora sul sito, come dire, dell'operatore della struttura ricettiva. Ecco, questo è molto importante perché conoscere ci consente sia a livello di impresa che di destinazione di programmare. L'attività di comunicazione in questi anni è stata molto importante, ma vi è l'idea di rafforzarla prossimamente attraverso una forte collaborazione tra regione e destinazioni e DMO, una sorta di co-marketing. Forse già l'occasione di Milano Cortina potrà essere un po' la piattaforma di lancio di questa collaborazione avanzata tra il livello di destinazione e il livello regionale. È importante, dicevo, innovare e differenziare l'offerta. Non è facile in Veneto proprio perché abbiamo già molto e quindi è un po' più complicato fare innovazione anche di prodotto. Noi ci abbiamo provato in questi anni grazie ai fondi FESR. I fondi FESR sono quelli fondi europei, sapete, c'è una fetta importante per il turismo. In questi 7 anni, 2021-2027, abbiamo a disposizione circa 81 milioni, a cui ne abbiamo aggiunti 4 totalmente del bilancio regionale, quindi 85 milioni. Una parte è andata proprio per, diciamo, favorire l'evoluzione delle destinazioni del Veneto in Smart Tourist Destination, cioè in destinazioni intelligenti, e sono molto contento. Ringrazio veramente Giulia Casagrande per l'attenzione che ha posto sempre da quando è alla presidenza dell'OGD a queste tematiche e è riuscita a intercettare ben tutte e 2 edizioni del bando. Sono pochissime le destinazioni che sono riuscite in queste e siamo contenti che la vostra sia una proprio di queste. Poi c'è stato tutto il sostegno invece alle PMI, in particolar modo nella rigenerazione delle imprese ricettive, delle strutture ricettive. In questi anni fino ad ora abbiamo finanziato, come dire, oltre 500 imprese, insomma, quindi un numero importante. Un po' più fatica fanno le reti di impresa, sia i club di prodotto che le aggregazioni per la promozione. Bisogna fare un po' più di cultura di rete e anche un po' più di cultura amministrativa, ma complessivamente sono 20 comunque
le reti o aggregazioni finanziate e il vostro territorio non è interessato dal progetto Aree Interne, invece che riguarda la provincia di Belluno e altre zone di montagna o marginali. Insomma, però vedete, insomma, un investimento importante che ha un effetto moltiplicatore sulle imprese e sulle destinazioni. Destinazioni, ecco qui, vedete, insomma, il vostro territorio ha ancora qualche piccola macchia di leopardo che, insomma, contiamo con la DMO di colmare quanto prima, insomma, c'è un'entrata, uscita, insomma, quello che è importante sottolineare è che la vostra destinazione ancora una volta ha intrapreso un percorso virtuoso che si concluderà, penso, entro fine anno, inizio anno prossimo, con la piena trasformazione dell'OGD da tavolo di concertazione a vera forma di presidio organizzato, una vera DMO, ma ne parlerà meglio di me Giulia, e questo è molto importante. Ed è importante soprattutto capire chi fa cosa, per evitare che tutti facciano di tutto un po' e male. Allora, la regione, l'avete visto, la regione per Costituzione definisce le norme nel turismo, non è lo Stato, è la regione. Definisce le norme, di conseguenza definisce l'organizzazione, definisce con processi partecipativi che coinvolgono il territorio la programmazione strategica, mette a disposizione strumenti di business intelligence come appunto l'osservatorio, il tema del marchio ombrello l'abbiamo già detto, e la promozione. La promozione sui mercati di medio e lungo raggio la fa la regione con la collaborazione delle destinazioni. Le destinazioni invece si occupano, come dire, della programmazione strategica del proprio ambito, di far rispettare gli standard su uffici IAT e Infopoint definiti dalla regione, di avere una propria dashboard di business intelligence a livello territoriale, è centrale nel ruolo della definizione del prodotto del territorio, della matrice prodotto-destinazione, intesa come area vasta, e la promozione appunto in collaborazione con la regione e la forma più avanzata di promo commercializzazione. Cosa fa il vostro livello, quello dell'ambito territoriale, quello del marchio d'area? Non fa una nuova programmazione strategica, non ha senso, c'è già quella regionale e quella della DMO. La attua, la mette a terra e quindi fa un piano operativo, si occupa della gestione dell'informazione e accoglienza attraverso percorsi come questi, attraverso l'infodiffusa, attraverso la gestione degli IAT. Inserisce l'esperienza nel DMS per alimentare il sito del marchio d'area, ma anche quello soprattutto della DMO e anche di Veneto EU, appena rivisitato e aggiornato, quello di Veneto EU. E appunto poi usa i marchi di destinazione, il marchio ombrello, per valorizzare, come dire, anche il proprio territorio, coinvolgendo sempre più le imprese. Voi siete il front office, quelli che hanno il contatto vero con il turista e quindi concorrete anche all'attività, come dire, di programmazione in collaborazione diciamo, con la DMO. Ecco, quindi insomma, andando verso la conclusione, 10 anni, 12 di lavoro su questi temi a livello regionale, con l'assessorato, con le destinazioni che sono cresciute nel frattempo, possiamo dire ormai di avere, diciamo, un Veneto non solo cresciuto nei numeri, ma anche nella qualità dell'offerta, con ricettività rinnovata, con destinazioni più attrezzate, con nuovi prodotti, con una governance multilivello un po' più strutturata e un po' meno, diciamo, in ordine sparso, un approccio data driven, cioè basato sull'evidenza dei dati proprio di imprese e destinazioni, e anche un'attenzione alla transizione green, alla transizione digitale, alla piena accessibilità. Voi siete i protagonisti di questo percorso, per chi lo vorrà, ripeto, diciamo il patentino dell'ospitalità è aperto a tutti, l'InfoPoint con la I di informazione, quella ellittica con la scritta benvenuti, willkommen, welcome, bienvenue in 8 lingue, diciamo possono usarla solo quelli che invece appunto fanno tutto il percorso e decidono di voler essere un InfoPoint. E che tipo di strutture sono queste? Non le strutture ricettive, perché le strutture ricettive già per definizione svolgono il compito, anzi per legge, svolgono il compito di informazione e accoglienza. Quindi ci aspettiamo di trovare distributori di carburanti, pasticcerie, enoteche, tabaccai,
chiunque abbia un'attività come un negozio, attività commerciale aperta al pubblico con una vetrina e che di fatto spesso si trova già a interloquire con il turista che entra e dice: ma scusi, dov'è l'ufficio turistico, dov'è il museo, dov'è la villa? Lo fate già, diciamo, con questo percorso acquisite una ufficialità e anche un riconoscimento per poterlo fare, insomma. Quindi è un percorso importante, siamo contenti che ne facciate parte e che concorriate a questa idea di Smart Tourist Destination, che al di là degli anglicismi vuol dire una struttura organizzativa forte, e ce l'avete adesso con la DMO, una visione strategica a livello regionale e a livello di destinazione che voi siete chiamati ad applicare e a tradurre, dopo aver concorso a definirla, l'utilizzo delle tecnologie, diciamo, applicate al turismo, applicate alle attività commerciali, all'agricoltura e quant'altro, un sistema di business col coinvolgimento delle imprese che per noi è basato sul tema del DMS per quanto concerne il turismo e un approccio basato sull'evidenza dei dati. E infine le competenze, cioè la valorizzazione del capitale umano. Parliamo molto di intelligenza artificiale, ma tutti noi abbiamo imparato che l'intelligenza artificiale è stupida se non alimentata, come dire, dall'uomo, dalle donne e dalle loro competenze che nel turismo rimangono assolutamente insostituibili. Grazie e buon lavoro. Ovviamente sono Grazie. a disposizione per Grazie a te, domande. Stefan, anche per la tua generosa esposizione. E intanto apprendiamo che, come vedete, delle buonissime notizie, perché intanto abbiamo un piano regionale. Non è l'unica buona notizia che avremo oggi. Abbiamo un piano regionale che viene attuato, ci sono delle idee, ci sono degli strumenti e, come avete visto, ci sono anche delle fonti di finanziamento che sostengono la gran parte di questi progetti. Io, intanto vi volevo dire che i materiali saranno condivisi con tutti quanti al termine del percorso, per cui da questo punto di vista abbiamo anche questa opportunità. Io passerei, diciamo, raccoglierei anche delle domande alle quali non abbiamo magari avuto risposte, ed eventualmente, Stefan, se per te non è un problema, te le sottoponiamo qualora non vi fosse già stata, diciamo, una risposta nel corso della tua relazione, ma coglierei l'occasione di introdurre l'intervento di Giulia Casagrande, che è la presidente della Fondazione DMO Marca Treviso. Poi adesso mi bacchetterà anche sul nome, perché sicuramente non l'ho detto corretto, perché so che tra l'altro abbiamo con te i minuti contati, visto che hai anche un altro incontro. Non so se riusciamo così. Ok, quindi vado io allora. Sì, Tanto mi sentite? Sì. sì, Tanto sì. buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti. Mi scuso per non essere lì presente, ma questo novembre ha 3 mesi concentrato in uno. Quindi sono a Firenze, finisco una riunione qui, dopo insomma, diciamo è un periodo un pochino complicato. E, insomma, no, è un dispiacere non essere presente perché effettivamente in scia alle bellissime parole di Stefano e insomma a tutto quello che lui ha illustrato, una delle costanti di questi ultimi 2 anni è stata proprio l'importanza di essere presenti sul territorio. Ehm, Tanto doverosi ringraziamenti perché effettivamente questi patentini sono stati molto un tour de force, ma sono veramente doverosi, quindi ad Ascom che insomma su questo si è veramente, insomma, ha veramente investito e senza sbagliare un colpo a Thyssen per l'organizzazione e anche insomma avete anche un altro ufficio stampa con Giulia, quindi anche a loro. E ovviamente un super grazie a Stefan perché insomma noi qua stiamo contando i mesi e siamo un pochino tutti molto molto tristi quando arriverà aprile, quindi fin tanto che c'è ce lo godiamo, ecco. Ce lo Io godiamo, insomma, e come, eh direi, sì, eh? sì.
Allora, io ringrazio per insomma, l'introduzione che sostanzialmente ha creato un hype sulla situazione, sulla posizione veramente importante. Eh, diciamo che mi ero preparata come al solito una slide nella quale spiegavo la situazione multilivello, però Stefan, l'inserimento dell'ultima slide mi ha bypassato quello, avevo anche tolto le DMC. Allora, innanzitutto per chi non sapesse cos'è Fondazione DMO Marca Treviso, è la struttura che fino ad adesso ha gestito la destinazione, quindi questa OGD, che è questa organizzazione per la gestione della destinazione, che era un tavolo di indirizzo con 100 soggetti. Fondazione di Marca Treviso ne era il soggetto attuatore è stato deciso con tutti i partecipanti a questo tavolo, capitanati dalla Camera di Commercio, dal Comune di Treviso, e anche la provincia di Treviso è stata molto importante nel processo di passaggio da tavolo di indirizzo a strutturazione, di fare questo passaggio. I vostri amministratori locali hanno compreso l'importanza di entrare all'interno di questa fondazione che farà tutto quello che Stefan ha indicato, che quindi farà una governance territoriale, quindi noi siamo un trade union tra le indicazioni regionali e le necessità territoriali, e lo facciamo in una maniera che effettivamente è una maniera molto equilibrista. Noi avremo permettete che vi prenda una slide che spiega in maniera molto basilare ma semplice che cos'è Marca Treviso. Allora, perfetto, questo qua. Allora, perdonate la slide che è per Pisa, ma non sono riuscita a fare in tempo le slide da tenere in archivio. Allora, Fondazione DMA Marca Treviso è partecipata su 2 livelli, da partecipanti, anzi 3 livelli, partecipanti fondatori che sono la Camera di Commercio di Treviso e Belluno e il Comune di Treviso, i partecipanti di indirizzo che sono tutti gli altri comuni che dal tavolo di indirizzo stanno entrando in fondazione di AMO Marca Treviso, e i partecipanti consultivi che sono i privati, e per privati intendiamo le categorie provinciali, la provincia di Treviso, il CISET, l'ente Parco Sile, l'UMPLI per la parte dell'Eproloco, che comunque nell'animazione territoriale e nella gestione degli uffici turistici e comunque nel rapporto con l'imprenditoria territoriale sono fondamentali, eh, e sono divisi in un'assemblea generale che quindi comprende tutti e una governance esclusivamente pubblica, che è stata immaginata in 12 rappresentanti, dei quali 4 rappresentano le categorie economiche, quindi nominati dalla Camera di Commercio, uno in rappresentanza del Comune di Treviso e 7 in rappresentanza dei territori della provincia di Treviso, della destinazione anzi trevigiana. È molto importante riuscire a fare un passaggio anche di linguaggio, perché il concetto di provincia di Treviso, per quanto riguarda il turismo, non deve più essere utilizzato. È improprio anche perché nella nostra destinazione stanno entrando anche dei comuni che non fanno parte amministrativamente della provincia di Treviso, proprio perché seguendo il ragionamento regionale noi non ci stiamo muovendo per geografia, anche se la cosa un pochino sta avvenendo in maniera naturale, ma ci stiamo muovendo per marchi d'area, per prodotti e per comunque insomma anime che possono servire per fare politiche territoriali di promozioni strutturate e organizzate. Eh, aspettate che vi parto, arrivo con... Ok. Stefano ha condiviso l'OGD di Treviso. A nostra volta noi siamo divisi in questi sei IPA, questi 6 marchi d'area, questi 6 ambiti, chiamiamoli così Stefano, anche così è un pochino più neutro.
ai quali se ne sta aggiungendo un settimo che viene come dire, dalla parte bassa della destinazione, che racchiuderà i comuni che hanno come centro il fiume Sile. Di conseguenza i 7 ambiti sono ambiti dei quali Fondazione DMO deve fare promozione, deve fare governance territoriale e deve poter essere uno strumento di funzionamento. Le azioni immaginate per fare questo sono state individuate in un piano strategico scritto a fine 2024, perfezionato ad inizio 2025, che è un vero e proprio business plan triennale e che è stato elaborato, che è quello che sto mostrando in questo momento, e che è stato elaborato dopo mesi di lavoro dei tecnici che ci seguono, che ci fanno un tutoraggio fino a tutto il 2026 di Fondazione Bologna Welcome, parlando con le categorie, parlando con gli operatori, parlando con gli enti locali, parlando con le aggregazioni, in linea con quelle che sono anche le linee del piano strategico regionale. Questo per dire che da soli non si va da nessuna parte. Noi abbiamo una fortuna incredibile di avere una regione organizzata alla quale ti puoi affidare e che non ti abbandona su queste partite. Se noi vogliamo arrivare come dire, io sono un po' grezza sui termini, ma all'iperuranio, che è quello nel quale siamo di distacco rispetto al resto anche della nazione, dobbiamo andare in maniera organizzata. Però qui arriviamo invece a chi siamo noi, quindi come destinazione, come ci siamo posizionati. È stato individuato che noi abbiamo una caratteristica, abbiamo un paio di caratteristiche che ci distinguono dagli altri. Noi siamo ancora non prettamente turistici, quindi noi siamo ancora genuini, originali, con identità forti, che non si stanno ancora piegando alle necessità turistiche, non quelle alle quali bisogna piegarsi, ma per fare contento il turista vai a stravolgere qual è la tua identità. Non dimentichiamoci che il territorio è prima vissuto dai cittadini, prima è vissuto da noi, e il turismo deve inserirsi in queste dinamiche, non deve stravolgerlo. Quindi l'individuazione del posizionamento è un pochino cheesy, come è un pochino semplice, però dà l'idea. Il posizionamento individuato è marca trevigiana originale al 100%. Noi siamo il Veneto concentrato. E come tale, e che questo messaggio sarà quello che verrà comunicato dalla brand identity, che sarà pronta in circa un mesetto, una volta che la governance avrà insomma individuato e scelto quale sarà il brand, che sarà anche quello in linea con il brand regionale. Ehm, Nel frattempo, tutte le azioni individuate e indicate da Stefano Dottor Marchioro sono in essere. Il, eh, il- I capitoli, ecco, cioè, dovrei sapere a memoria quali sono, 32. I pilastri individuati di azione della DMO, della fondazione, sono individuati nel piano strategico 5, ne manca uno che insomma è un po' trasversale, che è quello della comunicazione, ma lo possiamo inserire nella parte di prodotto, che è quello di governance, che è quindi il lavoro con i partecipanti per andare ad individuare quali sono i rapporti che devono legarci, le politiche territoriali da mettere in pratica. Molto semplicemente l'esempio che per noi è la parte più problematica è il trasporto, quindi con una governance forte, Fondazione può lavorare con le aziende di trasporti per riuscire ad individuare quali sono delle eventuali tratte da aggiungere, se ci sono delle altre possibilità da vedere. Si parlava di cammini, la governance aiuta ad individuare i cammini da sviluppare, il rapporto con i privati, insomma va a fare tutto quel lavoro di politica territoriale che altrimenti non sarebbe fattibile. Il fatto di avere 80 comuni all'interno fa sì che sia una governance fortissima.
c'è tutto il territorio che sta volendo quella cosa, non si può prescindere da quell'indirizzo. Il prodotto è la parte più esaltante in realtà, perché come DMO noi siamo trasversali, quindi i prodotti individuati, che nel nostro caso sono ovviamente il cicloturismo, l'outdoor, il saper fare, che per la nostra destinazione è un prodotto fortissimo. Quindi le imprese, le visite in azienda, lo sviluppo dell'interattività del turista con l'impresa, lo shop alla fine, cioè tutto quello che, come lo facciamo, è il prodotto che fino adesso, che stiamo sviluppando con Confindustria, Confartigianato e per la parte enogastronomica e agroalimentare con Coldiretti, e con CIA, e con quindi le categorie, è il prodotto che fino adesso ha riscosso, da quando stiamo facendo comunicazione e rapporto con i tour operator, con i buyer forte, è quello che ha riscosso più successo di tutti. Ce l'abbiamo sostanzialmente in alcuni casi solo noi. Di conseguenza, non utilizzare questa linea di prodotto, oltre al fatto che è insomma il Made in Italy, il reale Made in Italy, sarebbe una follia. Gli altri prodotti sono ovviamente l'enogastronomia, e qui insomma sarà questo un po' più da sviluppare, arte e cultura, quindi non solo la parte museale, ma anche le esperienze che sono un pochino più di nicchia e che fino adesso, perché non sono state in grado di avere autonomia nelle visite, il destinazione andrà a ragionare se magari mettere anche dei chip, insomma, insomma, dei soldi per riuscire a tenere aperto e far partire delle esperienze che siano rappresentative di destinazione. Il prodotto mais, che è il prodotto del business, quindi gli alberghi congressuali che abbiamo, non sono tantissimi, però quelli che ci sono molto forti. Le esperienze per i team building, ehm, uno trasversale che sarà UNESCO, ma sarà trasversale agli altri prodotti, perché noi in destinazione abbiamo 3 prodotti UNESCO. Abbiamo Ville Palladiane, abbiamo voi con il MAB, abbiamo le colline ovviamente del Prosecco, se ne dovrebbe aggiungere un altro del Consiglio e la cucina italiana che insomma prende tutta l'Italia, ma si aggiunge. Ehm, Questi prodotti vanno comunicati, in questo momento se cercate ovviamente non c'è niente, il sito di destinazione che è visittreviso.it è in costruzione, ad agosto del prossimo anno avremo il sito nuovo, non appena avremo la brand identity, ma incominceremo a stampare materiale e a produrre catalogo digitale non appena avremo la brand identity, perché in questo momento non abbiamo, cioè non sappiamo come ci chiamiamo, di sicuro non ci potremo chiamare DMO Marca Treviso. Quindi avremo dei nuovi colori, avremo un nuovo nome, avremo un sottotitolo, insomma, avremo un'identità molto chiara che prenderà tutti, quindi da voi fino ad Berzo, a Mogliano, Colline. L'ecosistema digitale, quello del quale parlava Stefan, è quello che è assieme a Business Intelligence, lì possiamo mettere insieme più o meno, ma ecosistema digitale, quindi la parte di comunicazione, il sito internet, catalogo digitale, quindi è il mondo dedicato alla nostra comunicazione, la business intelligence, che è quella un po' più complessa, ma che ci stacca, e che ci permette di fare tutto il resto, è quello che insomma rientra all'interno del bando Smart Tourism Destination. E nella prima fase insomma, è stata vinta insomma, programmata la creazione della dashboard di territorio che si inserirà nell'Osservatorio Turistico Regionale Federato. In questo momento siamo alle più o meno, non dico fasi finali, però per i primi mesi dell'anno, anzi a gennaio, dovremo avere la base della nostra dashboard. Via via si aggiungono i dati degli arrivi, le partenze, i dati insomma, del sentiment. Con il nuovo bando Smart Tourist Destination, e insomma sono felicissima perché è veramente una parte molto più strutturale, e anche un pochino più insomma, di sedimentazione. Si andranno ad inserire i sensori delle piste ciclabili, i sensori dell'aria, quindi quelli ARPA. Saranno inseriti dei totem specialmente negli ambiti come le vostre zone o le zone magari del Montello o alcune parti delle piste ciclabili dove non c'è rete. Saranno messi questi totem che al turista restituiranno informazioni e saranno anche dei punti di soccorso.
all'interno del business intelligence è stata inserita anche una continuità nella formazione dei web angel che hanno cominciato in questo momento a lavorare con i marchi d'area, che sono questi ragazzi che vanno a mettere mano sul DMS, cioè questo calderone di informazioni, perché se noi vogliamo fare una comunicazione, una vendita, una commercializzazione di prodotti attraverso il catalogo digitale e il DMS, abbiamo bisogno che le informazioni siano chiare. Al momento sono state caricate dagli uffici turistici, continueranno ad essere caricate dagli uffici turistici attraverso il redazionale, le indicazioni che verranno date via via, ma gli uffici turistici per buona parte dell'anno sono caricati di altro lavoro, quindi la destinazione fa supporto fa anche un po' di guida in questo ambito. Quindi i ragazzi che insomma sono in inserimento, che hanno, insomma, sono già belli che avviati, insomma saranno formati ancora e strutturati per i prossimi almeno 2 anni a questo punto. La formazione che è altrettanto importante ed è fatta come la governance multilivello. È una formazione che quello che stiamo facendo adesso è formazione, cioè noi stiamo raccontando al territorio, stiamo dando delle pillole al territorio del fatto che la destinazione, quindi questi 7 ambiti si stanno strutturando e sono sempre più strutturati, ma dobbiamo dare degli strumenti operativi perché voi usciate dalla stanza che sappiate, si sa dove andare a bussare, dove poter andare a fare richiesta in caso vogliate fare qualcosa o a nostra volta dove venire a cercare voi in caso ci sia necessità di lavorare direttamente con gli operatori. Quindi una parte di formazione per il miglioramento dell'accoglienza, e quindi direttamente con la parte privata, una formazione costante dello staff di Fondazione DMO Marca Treviso, perché tutto quello che avete visto e che vi invito, anzi sono sicura che Thyssen e l'Ascom condivideranno un piano strategico, è molto lungo, è molto complesso, ma è un business plan, quindi le azioni sono chiare e dettagliate, perché queste azioni possono essere messe a terra, servono risorse umane. Le risorse umane devono essere sempre formate, in questo ambito le risorse umane non esiste, o meglio esiste il destination management come corso, ma una volta che queste cose le si fanno ci si rende conto che tra il libro e la pratica sono 2 mondi diversi. È molto energy consuming perché è sempre un tenere in equilibrio le cose, le azioni da fare territoriali, regionali, comunali, di fondazione, quindi è un lavoro di cesello e per avere uno staff che segue le indicazioni deve essere uno staff formato. L'altro livello è la formazione dei livelli di governance, perché senza avere la parte politica che sa che cosa stiamo facendo, qual è la direzione e dove vogliamo arrivare, è impossibile. E l'ultimo livello che insomma, poi si farà tutto anche attraverso la formazione della carta dell'accoglienza, perché la carta dell'accoglienza raccoglie tutto, parla a tutti. E l'ultimo livello che è quello che probabilmente sarà il primo da far partire assieme alla carta dell'accoglienza, è quello per i segretari comunali o per i dirigenti di settore dei vari comuni. È una partecipata pubblica, Fondazione DMO Marca Treviso, di conseguenza i comuni che entrano all'interno di Fondazione DMO hanno degli obblighi, insomma, hanno delle necessità che la parte politica non sempre viene confermata, c'è un ricambio, la parte tecnica invece resta. Quindi avere gli uffici formati che lavorano insieme a noi è fondamentale. Siamo a buon punto su tutto, ovviamente abbiamo trovato una direttrice che però abbiamo avuto la fortuna di trovarla molto in gamba, alla sfortuna che, insomma, fortuna per lei, ma insomma è andata in maternità, l'abbiamo trovata incinta, ha fatto 3 mesi di fuoco e adesso è in maternità per un paio di mesi. Abbiamo un'altra risorsa che si occupa di prodotto, che anche lei è andata in maternità ad agosto, quindi siamo un po' in stop su alcune cose perché le forze sono quelle che sono, però stiamo correndo. Ragionevolmente con il bilancio 2025 chiudiamo tutta la partita e partirà la nuova governance, il nuovo tutto. Eh, io sono stata probabilmente molto veloce perché mi rendo conto che Guarda avevo ancora Giulia, 5 intanto secondo minuti. me, intanto grazie, perché è stato molto chiaro e secondo me questa slide degli obiettivi
strategici è estremamente interessante Ah, aspetta, perché Francesco, che ce n'è una che è fondamentale me per l'ero, tutti, ecco, pensavo quella della che matrice. No, no, che scusa no, no, che sai che infatti volevo chiederti perché sai è la che tua preferita, è sì. quella che è la mia preferita. Eccola qua, che poi in realtà fa anche parte della governance multilivello, la matrice prodotto. Quindi, chi fa cosa? Allora, come vedete, allora la vedete un po' piccolina, la vedete meglio quando aprite il PDF, ma vedete sostanzialmente delle colonne e delle righe nelle quali ci sono, nei quali ci sono gli ambiti, quindi appunto i territori, ci sono i prodotti turistici e ci sono i mercati di riferimento. Non tutti i prodotti possono andare in tutti gli ambiti, non tutti i mercati sono interessati a tutto. Quindi è un lavoro di cesello che a sua volta si inserisce all'interno della matrice prodotto regionale e anche la matrice di promozione regionale, perché su alcune partite, per esempio la parte di volo libero, in destinazione c'è 1,5 perché siete voi e a qualcosa sopra Rivine Lago, di conseguenza è tutto in mano al marchio d'area, all'ambito. La destinazione partecipa in caso con comunicazioni. Per altre partite invece è molto più trasversale. Ehm, quindi questa è la matrice preferita da Francesco un po' da tutti, devo dire, perché ci aiuta parecchio anche per i target di comunicazione e di prodotto. Ok. No, no, confermo, io questa l'ho stampata, ce l'ho davanti Ah. di fianco allo schermo ed è molto utile anche perché è anche facile da comprendere. E, L'ultima cosa e poi chiudo veramente. no, 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 Allora, ma guarda, hai tempo. come individuiamo il catalogo, cioè i prodotti da inserire nel catalogo, le esperienze da inserire nel catalogo? Attraverso dei tavoli di lavoro, che vengono convocati assieme alle categorie, appunto perché noi siamo destinazione larga, area vasta. All'interno di ogni categoria ci sono delle sottodimensioni e poi lì sono problemi della categoria. Noi andiamo a fare un lavoro con loro di scouting, di quelle che sono le esperienze in quel prodotto che raggiungono degli standard, e non sono standard qualitativi di per sé, sono degli standard quantitativi, cioè l'apertura costante, la lingua, la possibilità che in alcuni casi siano accessibili, il fatto che Specess per fare abbiano degli standard quindi di interattività, non solo la visita in azienda, ma anche che ci sia una parte di shop, ehm, sia continuativa e quindi che non sia soltanto uno stop and go dato dal ti porto giornalista, allora mi apri l'attività. Quindi questo poi sarà inserito nel catalogo della DMO e a tendere sarà acquistabile. Adesso, insomma, abbiamo tanta carne al fuoco. Ma un dato è fondamentale, e questo dato è uscito per le esperienze enogastronomiche ed è uscito da un report della Roberta Garibaldi l'anno scorso. Il 35% delle esperienze in ambito enogastronomico è acquistato dal sito di destinazione. Questo probabilmente è molto replicabile. Quindi avere un sito che funziona con un catalogo ben chiaro aiuta tutti. Questo a vostra volta, sito di marchio d'area, sito di clave prodotto, sito di rete di impresa. Quindi il lavoro che stiamo facendo come DMO di andare a fare di individuazione di best practice, di standard e di esperienza da inserire in catalogo prodotti è beneficiario per tutti, perché appena si comincia a vedere che funziona, a vostra volta, insomma, successivamente è molto facile, è un territorio questo che si muove molto rapidamente, per fortuna. Quindi l'effetto emulazione è meraviglioso e molto funzionante qui da noi. Quindi contiamo tanto anche su quello. Ok, beh, sto veramente finito. Allora, non so se ti arriva l'applauso della sala, che No, no, però li vedo. certo. No, allora è molto, diciamo, che è tutto molto interessante, soprattutto perché abbiamo visto che oltre al piano c'è anche un piano d'azione e quindi dagli obiettivi strategici
che sono chiari perché sono stati elencati, c'è tutto il tema dei prodotti che è altrettanto interessante, per ogni prodotto c'è un tavolo di lavoro e da lì diciamo ci sono le idee chiare un po' su tutto quanto. Oltre a ringraziarti personalmente, so che hai un appuntamento tra qualche minuto per cui ti libererei Va bene. completamente che sei fuori. Se per caso ci sono delle domande alle quali non abbiamo risposto, magari te le sottoponiamo diciamo, interagire con l'audience. Nel Sì, frattempo ti allora, ringraziamo. solo una Dimmi. cosa, Francesco, che secondo me, ma anche per Christian, per tutti noi, deve essere di insegnamento. Allora, il livello nel quale cioè, si lavora in ambito pubblico e privato è veramente scollato, cioè sono anche dei linguaggi diversi. Quello che a noi preme come fondazione, ma sicuramente anche come marchi d'area, è che l'ambito privatistico, l'ambito privato comprenda quello che sta succedendo, comprenda l'importanza di questo e se ne senta partecipe. Quindi, se per caso c'è da aggiungere qualcosa che magari permetterebbe di fare un salto in più, anche di qualcosa che magari non ho detto o che aiuta a comprendere meglio, chiedo se veramente me lo passate, che così è un aiuto per noi ad essere migliori comunicatori di quello che sta succedendo. Sì, allora grazie. Guarda, io mi sono preparato alla luce delle esperienze passate, mi sono preparato 3 slide proprio per fare un riassunto di quello che ci siamo detti, che hanno detto i relatori e magari che così magari questo può diciamo aiutare anche a fare quello che hai detto tu. Allora, Allora vi intanto, saluto, scappo che vado dall'altra parte dell'Arno ottimo, in riunione. grazie. Ciao a tutti, buona Arrivederci. continuazione. Ciao. Ciao, ciao, Ciao ciao. ciao. Allora, mi hanno detto che, visto che è così che mi devo alzare, meglio che così non... Allora, io mi sono preparato velocissimamente 3 slide per cercare di riassumere quello che ci siamo detti fino ad adesso e per aiutare, chiedo quindi alla mia collega Giorgia Sartorato di aiutarmi. Allora, questo qui è quello che abbiamo visto fino ad adesso sul tema della governance, no? Che hanno parlato. Ha parlato Stefan Marchioro della Regione Veneto, giusto? Che quindi è questo, che è la DMO regionale, no? DMO vuol dire Destination Management Organization, cioè quelli che governano il fenomeno turistico in una determinata area vasta, come è stata definita. La Regione del Veneto ha deciso con una legge, che è la legge 11 del 2013, di organizzarsi in tante DMO, cioè queste DMO, eh, diciamo, provinciali, non è proprio vero, però diciamo in ogni ambito ci sono queste DMO. Noi abbiamo parlato con Giulia Casagrande, che è eh, che è la presidente della DMO Marca Treviso, che non è in verità solo Marca Treviso, perché all'interno di questo DMO, non ce l'ha detto, ma ci sono anche dei comuni del veneziano, perché il turista non è che va in un posto e in un altro solo perché cioè, non vede i confini amministrativi, no? Vede la motivazione, vede il prodotto, vede quello che vuole fare. Poi cosa ci è stato detto? Che all'interno della DMO, la DMO è divisa in marchi d'area. Avete visto, no? Ci ha fatto vedere la cartina della Regione Veneto dicendo che poi se ne sta aggiungendo uno nuovo a Treviso Sud, a Treviso Sud. In questa maniera la slide, secondo me, è utile la prima volta che viene proposta in uno di questi incontri da Stefan Marchioro, quella della governance multilivello, intendeva parlare di questo multilivello, no? Regione, DMO e marchi d'area. Il marchio d'area, in questo caso, nel nostro caso, è appunto l'area dell'Asolo e Montegrappa, che corrisponde amministrativamente anche ad un'altra cosa, però non importa, mi interessa sapere che noi qua oggi siamo in quanto siamo Asolo e Montegrappa, ok? Come riconoscimento
turistico, marchio d'area. All'interno del marchio d'area ci sono tante cose, ci sono i consorzi, le associazioni di categoria, le delegazioni fondamentalmente delle associazioni di categoria, ma soprattutto le reti di impresa. Le reti di impresa sono degli aggregati tra formali o informali, finanziati o non finanziati, dipende da tante cose che non vi sto qui a spiegare, che supportano la destinazione ai marchi d'area nelle attività del turismo, perché il turismo è un fantastico settore, un fenomeno, un settore ipercomplesso perché è articolato, perché è pubblico e privato e quindi ci sono come il pubblico si organizza, anche il privato si organizza attraverso queste bellissime reti di impresa. Quindi fotografia di che cosa voleva dire tutto questo discorso del multilivello. Poi avete sentito altre cose, tipo l'osservatorio, andatelo a vedere. Nel senso che io una volta al giorno ci capito sempre perché sono curioso, io per i dati impazzisco, mi piace vedere cosa succede, per questo ogni tanto mi vengono fuori delle belle idee di cui ne applico 10, 9 vanno male, ma una va così bene che funziona, che funziona. Poi il tema dei soldi, le sigle. PSR, PSR, sembra quasi la canzone di quella di Rino Gaetano, no? Non te reghe più, no? Che diceva, che faceva tutte queste sigle così. Allora, immaginatevi, ho messo una frase di Falcone, ma non c'entra niente, però il concetto dei soldi è che capite dove vengono messi i soldi e le priorità politiche, ma non politiche della politica, ma delle politiche, cioè delle attività che vogliono essere realizzate dalle amministrazioni. Abbiamo i cosiddetti veri e propri fondi europei, la dico così molto semplicemente, con due gestioni, una diretta direttamente da Bruxelles e una decentrata. Quella diretta in questo momento non ci interessa, va bene? Per vostra informazione, io sono valutatore di questo qua, dell'SM, del Single Market Program COSME. A noi ci interessa questa parte qua, la gestione decentrata, cioè quella che viene in Veneto gestita dalla Regione Veneto. Ve li ho semplicemente elencati. Il FESR, che è quello che ha citato il dottor Marchioro, cioè quello che riguarda principalmente le DMO, ma anche le imprese turistiche, molto le amministrazioni, e poi ci sono tante altre cose. Non c'è ovviamente solo turismo, ma il fatto che ci sia turismo è un qualcosa di particolare, perché fino ad adesso, fino a qualche anno fa, essendo il turismo trasversale ed essendo il turismo che alla fine dei conti il turismo andava sempre bene, diciamoci la verità, non è mai stato particolarmente, mi viene in inglese, ma non è mai stato particolarmente considerato in maniera specifica. In questo caso invece, per cui succedeva che le imprese del turismo dovevano competere con altre imprese industriali per un fondo. Invece in questo caso è stata data una maggiore legittimazione. L'FSE, che molti conoscete per via dell'ambito della formazione, anche qua ci sono fondi per il turismo, fondi per la formazione della propria azienda principalmente, ok? Ma ci sono anche per non occupati, per disoccupati e per altre cose. Il complemento di sviluppo rurale, conosciuto come PSR, probabilmente molti lo hanno già conosciuto come PSR, per cui riguarda lo sviluppo rurale, cioè tutte quelle attività in area rurale che non sono agricoltura, mettiamola chiaramente. Fino a poco tempo fa c'era anche il turismo, adesso il turismo diciamo che non è una priorità definita, ma alla fine dei conti c'entra sempre. Il FEAMPA l'ho messo lo stesso, anche se qui non ci interessa perché riguarda gli affari marittimi e la pesca, ma per completezza di informazione. Tutta quell'altra roba ci interessa. La Regione Veneto ha dei fondi di rotazione attivi. Cosa sono di rotazione? Vuol dire che sono, e qui secondo me se vi informate anche attraverso la vostra associazione di categoria, ASCOM ha un proprio ufficio su questo, per le piccole e medie imprese giovanili, femminili e altre leggi.
Lo stesso vale, andate a vedere, la Camera di Commercio ha appena chiuso un bando interessante sulla transizione twin, quindi sia la parte digitale che la parte di sostenibilità, e ci sono i Skygesè, come si dice, no? Cioè, il discorso è che i soldi effettivamente ci sono, bisogna capire a che cosa ti possono servire, e soprattutto qual è il progetto. E bisogna informarsi, bisogna cercare di essere... Con questo vi volevo solo dimostrare che ci sono, ok? E questo qua ve l'ho scritto perché così me ne prendo anche la responsabilità, no? Andiamo avanti, che così chiudiamo. Abbiamo parlato dell'ufficio IAT, dell'ufficio avete visto, anche in termini di IAT c'è quindi dell'informazione e accoglienza turistica, quindi non è solo informazione. Allora, c'è una specie di gerarchia, c'è lo IAT di destinazione, è a Treviso, ok? Che ha bisogno di determinati spazi e risorse all'interno e orari di apertura. Man mano che si scende c'è lo IAT di territorio, qui c'è quello di Valdobbiadene, c'è quello di Oderzo, Castelfranco, Asolo l'abbiamo visto, eccetera, eccetera. E poi ci sono gli infopoint, per cui quelli che andranno a fare l'infopoint non devono avere l'ansia da prestazione di dire se arriva uno e mi chiede in cinese cosa succede a Verona, cosa gli rispondo? Ma niente, di telefonare o di andare sul sito veneto.eu e di telefonare allo IAT di Verona. Cioè, in fin dei conti, lo IAT, scusate, l'Infopoint, come quelli che saranno qui Infopoint, saranno bene o male responsabili di dare le prime informazioni importanti, quello che in qualche modo riesce quello che sa, quello che impara durante il proprio percorso, e dove non ci arriva c'è il portale veneto.eu o c'è il telefono, visto che ormai eventualmente in cui si può chiedere informazione allo IAT di riferimento, che in questo caso il più vicino è ovviamente Asolo. Abbiamo finito, vero? Non ci sono, perché così poi mi dicono, lo spiegone, lo spiego. Allora, bene, poi magari se volete, tanto io sarò con voi sempre, no, sempre no, insomma, in questo percorso sarò con voi. Che cosa succede? Adesso io direi di accendere le luci perché mi sono anche un po' assopito e, oh, qua, bene, bene, e luce fu. Allora, che cosa vorrei fare io adesso? Se non sbaglio, abbiamo a disposizione massimo mezz'ora. Certo, allora mi dicono che devo ricordare il prossimo incontro che è giovedì 13 novembre con il titolo Le piattaforme digitali per gli operatori del turismo, e quindi sarà molto interessante perché parleremo di questo famoso DMS che è stato nominato. Quanti di voi conoscono il DMS? Siete bravissimi. No, allora diciamo che è questo, diciamo, grande database che ha bisogno comunque di essere conosciuto e anche caricato, ma soprattutto interviene Luca Pizzolato, che oltre ad essere un amico, è l'hotel manager del BHR Treviso Hotel, che ci parlerà appunto delle varie piattaforme digitali, soprattutto di quelle di prenotazioni, e come magari quali strategie adoperare. Dove siamo? Francesco, la Sì, prima strategia è usare il DMS però, eh. vabbè, certo, ma infatti io non ho voluto, No, no, io non ho non voluto, dipendere non dalle ho OTA, voluto, ma usare il DMS a livello di destinazione. infatti l'ho Un'altra messo per primo. battuta sull'utilizzo, su cosa devono fare gli infopoint. Ad esempio, il DMS consente di avere una link key, quindi un link con gli stessi eventi di cui dispone o lo IAT o il territorio che decidete voi. Quindi poi diciamo, chi è infopoint può scaricarsi il PDF con gli eventi del periodo e ce li ha sempre aggiornati perché vengono aggiornati dal sistema della rete IAT, da quella redazione diffusa che è lo IAT. Certo, infatti, questo qui è... Scusa l'incursione, ma ho No, no, sentito ma un orecchio, no, allora no, insomma, hai fatto bene, che così
molto bene perché volevo sottolineare l'importanza del DMS e una volta che questo veniva anche, come si dice, raccontato dalla nostra relatrice la prossima volta, ma hai fatto molto bene ed è importante. Devo dirti che anche noi dovremmo utilizzarlo, abbiamo una bellissima pagina esperienze sul nostro sito che però non pesca dal DMS ed è una delle cose che ho detto a Giulia, ho detto ma perché noi no? Però era semplicemente per una questione di opportunità, sì, di cosa. Per cui grazie, intervieni quando vuoi, Stefano. Allora, qual era adesso l'obiettivo? Intanto ricordarvi che questo percorso lo facciamo insieme ad SLA, che è un'organizzazione che ha base a Roma, ma che insieme anche con noi diciamo, ha operato tanto in questo territorio. Li salutiamo, li troverete nel corso del tempo.